perché non fai Peppe quell'esercizio lì che facevamo nel 1989, sì. 90, 91, questo signore qua, dovete sapere, che ha mandato a casa molti musicisti italiani. E facciamo quella parte della femminilità della donna che non conoscono sì. I maschi, in cui noi giochiamo col ritmo, no? Sì. E facciamo tutti gli strumenti della natura, proprio rispettando uno l'altro. Vi va? Rimanere incinte? Sì. No. Perché? Facciamolo sul palco, andiamo sul palco, voi state sotto, poi voi facciamo l'esercizio contrario, voi state sotto e noi andiamo sul sopra palco. E noi sopra. Il contrario, se noi siamo sopra e loro sotto. Vi va? Sicure? Sì. Ok, chi non va bene? Andiamo. Facciamo un esperimento con 2 microfoni. E uno è scarico. Uno è scarico, allora quello lì lo tiene. Però ci sono i microfoni con la chitarra. Ci spieghiamo. Chiudino! Sì. Chiudi il telefonino. Lo telefono a mia moglie. Se no mi manda 112. Il discorso che ha detto Fussi ieri, se avete dei telefonini, tutti quanti ce l'avete, altrimenti non sareste uomini. Almeno mettete il silenziatore. Proprio se squilla vostra madre non vi deve trovare. Mettete il silenziatore, perché il rispetto parte da lì. Il rispetto è una parola che è stata smarrita. Vieni, si sega. Dai, basta, vieni qua. Vieni dall'estremo. Tu è come Andrea Sperelli, quel personaggio di D'Annunzio. Cura i particolari. Un incontro amoroso, sapete la storia lo sapete di Andrea Sperelli, sì? L'esteta, era il libro dell'esteta. Ok, devi accendere. Questo ecco, dimostriamo io e Peppe che in questo universo siamo tutti soli. In centro c'è un'entità che non si deve vedere. Quindi praticamente sono in 3 loro.